origo inde salus, solo dall'origine proviene la salvezza. È universalmente noto il motto che campeggia al centro del pavimento della chiesa della Madonna della Salute, dove da 350 anni l'icona della Mesopanditissa, portata da Creta dal futuro doge Francesco Morosini, protegge i veneziani dal pericolo delle malattie. Una chiesa, quella costruita per voto del Senato da Baldassare Longhena, che fu edificata per chiedere alla Vergine la fine della terrificante pestilenza che nel 1630 colpì la città, causando la morte di almeno 80.000 persone. Ma Maria è anche all'origine della città, che nasce nello stesso giorno in cui le viene annunciato dall'angelo che sarà madre di Dio. Il suo numero, 8, ricorre spesso nelle misure e negli elementi del Tempio, che è ottagonale. La sua stella a 8 punte che campeggia sulla facciata si trova anche dietro ai leoni alati di Piazza San Marco. Ecco che quel unde origo, quel riferimento all'origine come fonte di salvezza, assume un senso nuovo e diverso, perché è legato all'origine, per quanto frutto del mito, della stessa Venezia. Se tutto ciò non servisse ancora a sancire il legame con la fondazione leggendaria di Venezia, basterà ricordare il giorno di posa della prima pietra, in una città disperata nella quale i cadaveri cominciavano ad ammassarsi lungo le calli, il 25 marzo 1630, lo stesso giorno di nascita della città.